Bene, ed eccoci qua in studio per l'ultima parte di questa puntata di TV7 Match che come di consueto dedichiamo alla storia, Ermanno. Torniamo indietro negli anni e torniamo al periodo, diciamo, della conquista dell'Etiopia, le mire imperialiste di Benito Mussolini che avvia la campagna d'Etiopia. Sì, siamo nel momento, diciamo, di maggiore entusiasmo di un regime che vede nella conquista delle terre altrui una risorsa per l'Italia. Si rivelerà praticamente una falsa opinione, un pessimo investimento, però naturalmente l'idea di costruire finalmente l'impero dell'Italia piaceva molto a Mussolini, ma piaceva ancora di più a Vittorio Emanuele III, che lasciò carta bianca naturalmente a Benito a fare tutto quello che ha fatto. La conquista dell'Etiopia è una delle cose più tragiche dell'epoca. E questa tragedia viene organizzata in un'Italia estremamente povera, non ha le risorse per poter costruire e impiantare una guerra, non ha le armi, non ha il denaro, i soldati non sono preparati, andiamo a conquistare un terreno che peraltro ha poche risorse e quindi naturalmente tutto questo non avvantaggia poi nel tempo la conquista di questo territorio. Ovviamente gli altri paesi europei e gli Stati Uniti sono contrari, soprattutto la Francia e l'Inghilterra sono contrari a questa avventura e quindi la cosa migliore è cercare di vessare un'iniziativa scomoda per loro, perché praticamente l'Africa era dominio al 90% degli stati francesi, inglesi e non più tedeschi. E quindi avere un competitor sulla zona non piaceva, ma naturalmente perché l'Etiopia era ancora libera e poteva, perché nessuno non invitava nessuno, non attraeva nessuno, attrae solo Mussolini. E Mussolini però deve fare i conti con l'economia, perché non ha i soldi per fare questa guerra. E allora cosa fa? Si vende i pozzi petroliferi in Iraq, quindi a Mosul, si vende naturalmente molte altre risorse, ma soprattutto chiede alle spose italiane di cedere la propria vera matrimoniale e in cambio gliene offre una di ferro. L'ho vista questa mattina perché sono stato a cena con un amico e parlando proprio di questa trasmissione mi ha fatto vedere che al dito portava ancora la vera matrimoniale di ferro che era stata data da Mussolini in cambio di quella di oro. Quindi noi abbiamo fatto una guerra con questa prospettiva economica. Una guerra naturalmente che è andata, diciamo, in positivo per l'Italia perché alla fine è riuscita a creare l'impero, ma naturalmente questo non è stato un investimento che ha prodotto ricchezza per l'Italia, ha prodotto una montagna di altri problemi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando si è cercato di normalizzare questa situazione, ma è stato un danno ed è tuttora un danno delle popolazioni africane di quella zona, perché praticamente è stato demolito la loro civiltà, il loro sistema economico, il loro sistema educativo, perché sono state distrutte le scuole, sono state distrutte e quindi questo è stato un disastro. E a entrare in questo argomento noi abbiamo due storici che sono molto interessanti. Giulio Bobbo, professore, e professor Patrizio Zanella,
che ci aiuteranno a scoprire questa situazione. Certo. Giulio Bobbo, lo ricordiamo, è uno storico, è un ricercatore dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza, e Patrizio Zanella, lo conosciamo, è una nostra presenza abbastanza usuale, che è uno storico, un docente di storia e anche un giornalista. Ermanno, c'era questa necessità dell'impero, ma Mussolini arriva, tra virgolette, per ultimo. Diciamo che chiude il colonialismo, è l'ultimo colonizzatore, e poi ci sarà la seconda guerra mondiale, dove naturalmente gli inglesi, ma soprattutto Roosevelt durante la guerra, si mette d'accordo col Churchill, le colonie alla fine del conflitto dovranno sparire, e difatti così fu. Ma lui intendeva sparire nel senso globale. L'Inghilterra e la Francia hanno capito, diceva bene, non facciamo più il colonialismo alla vecchia maniera, le colonizziamo in un'altra maniera, e questa nuova forma di colonizzazione, per esempio, è il franco-africano, dove la Francia praticamente a livello economico sta vessando molte nazioni africane, e quindi continua a trarre grossi vantaggi, come stiamo ricavando grossi vantaggi anche noi. Abbiamo parlato del litio, abbiamo parlato delle batterie, abbiamo parlato di energia, e stiamo coltivando questa nuova colonizzazione sommersa, ma di fatto è una colonizzazione ancora peggiore di quelle precedenti. E in questo senso allora io indicherei un punto di partenza. Mussolini in Etiopia è il primo contributo che ci apre una visione del fatto storico, appunto, della nostra invasione di un territorio libero, indipendente, e che viene assoggettato, e il sistema etiopico, che non era da buttare via, viene totalmente distrutto. Mussolini arriva ultimo per un posto al sole. All'inizio del 1900 l'espansione coloniale di tutte le potenze occidentali aveva portato all'occupazione di vastissimi territori in Africa, Asia, Sud America e Oceania. Nazioni come Inghilterra, Francia, Portogallo, Olanda, Belgio e Spagna possedevano colonie decine di volte più grandi del loro stesso territorio. In molti paesi colonizzati erano iniziati a nascere movimenti nazionalisti e indipendentisti che avrebbero cambiato gli assetti geopolitici di quelle regioni. In India, nel 1932, Gandhi, con un prolungato digiuno, aveva dato inizio a una campagna di disobbedienza civile contro il dominio britannico. Le potenze coloniali per questo iniziarono a pensare a riforme in senso autonomistico dei loro possedimenti. Per apparire sempre meno come occupanti, i compiti di gestione amministrativa furono affidati a funzionari civili, mentre i militari restavano in secondo piano. L'evoluzione di questa politica coloniale degli europei, però, era rimasta ignorata da Mussolini. L'Italia si era accontentata dell'Eritrea, della Somalia e della Libia, terre che si riteneva fossero prive di risorse ma bisognose di tutto. Mussolini, per cercare di frenare l'emorragia dell'emigrazione italiana, guardava alle colonie come una valvola di sfogo dell'espansione demografica. Per questo rivolse la sua attenzione verso l'Etiopia, dove l'Italia avrebbe potuto trovare quello che il duce definì un posto al sole tra le potenze coloniali. Il 5 dicembre del 1934 truppe abissine tentarono di riconquistare parte dei territori che l'Italia aveva occupato negli anni precedenti, approfittando della mancanza di un confine certo tra Etiopia e Somalia. Lo scontro avvenuto per l'approvvigionamento di acqua alle sorgenti di Wal-Wal, al confine tra i due paesi, fu il pretesto che Mussolini colse per accelerare i tempi della guerra. In un promemoria del 30 dicembre 1934, indirizzato alle autorità del regime, Mussolini aveva spiegato come il problema dei rapporti italo-abissini fosse diventato un problema di forza, un problema che andava risolto con l'unico mezzo con il quale tali problemi erano stati sempre risolti, e cioè con l'utilizzo delle armi e la guerra.
Si dava così avvio a una mobilitazione che poneva per l'autunno 1935 la data per l'inizio delle operazioni militari. Mussolini mise a disposizione forze triple rispetto a quelle fino a quel momento utilizzate, con problemi organizzativi, perché rimaneva poco tempo per attivare una mobilitazione coordinata. Il duce, in questo promemoria, si assumeva la totale responsabilità della guerra, ponendola al primo posto tra gli intenti del regime e indicandone inequivocabilmente l'obiettivo, la conquista totale dell'Etiopia e la nascita così dell'impero fascista. Prego, professor Giulio Bobbo vuole dare un incipit a questa fase della storia? Sì, grazie. Parlando della seconda guerra italo-abissina, perché ce n'è stata una prima e adesso ne parleremo, ci sono appunto delle valutazioni economiche che sono state fatte e che sicuramente hanno avuto un'importanza nella decisione per iniziare questa avventura coloniale fuori tempo massimo, e poi c'erano anche delle considerazioni di tipo politico. Siamo appunto alla metà degli anni 30. Il regime fascista gode di ottima salute da quasi 20 anni, sostanzialmente, anzi da più di 20 anni. Tuttavia, per come diciamo un regime totalitario che ha scalzato un regime liberale, comunque ha bisogno di mantenere una pressione sulla popolazione, perché non è facile per un paese che ha conosciuto un regime liberale che bene o male fino a un certo punto aveva funzionato abbastanza bene, è difficile comunque sopportare tutta una serie di situazioni come la violenza politica, l'uso della propaganda, eccetera. Per cui periodicamente è necessario fornire un nemico da dare in pasto alla popolazione che possa giustificare delle azioni repressive o comunque delle azioni militari da parte del regime. È qualcosa che noi abbiamo visto in tante altre situazioni. Se pensiamo ad esempio su una scala molto diversa, ma comunque aveva una cinematica di questo tipo, la guerra delle Falkland fu decisa nel 1982 per distrarre una popolazione che comunque cominciava a soffrire a livello diffuso della dittatura dei generali. Il regime appunto aveva bisogno di un'altra, diciamo, iniezione di consenso, e fino a quel momento l'Italia era considerata a tutti gli effetti una delle grandi potenze presenti nel mondo all'epoca, magari la più piccola, ma comunque una delle grandi potenze. Il regime era rispettato più o meno da tutti i campi internazionali, compresi americani e quelli che poi sarebbero stati i nostri nemici, insomma, inglesi, americani, francesi. Si doveva appunto fare un'ultima, nella visione di Mussolini, insomma, c'era bisogno di un grande successo militare per temprare un'altra volta la forza del regime. E questo è stato una soluzione che per un certo periodo ha funzionato. Io penso che sia assolutamente pacifico affermare che i 2 anni successivi alla conclusione della seconda guerra d'Etiopia sono stati gli anni che hanno visto il maggior consenso popolare italiano verso il regime fascista. Poi hanno cominciato leggermente a calare nel 1938 con le leggi razziali, e poi sappiamo cosa è successo con la seconda guerra mondiale. C'erano diversi motivi per puntare verso l'Etiopia, perché appunto, come è stato detto prima, all'epoca l'Africa era quasi completamente occupata dalle colonie dei paesi occidentali, con 2 eccezioni. Una era la Liberia, che conosciamo, sì, è sulla costa atlantica, ma la Liberia è lontana dai possedimenti italiani ed era direttamente protetta dagli Stati Uniti, e l'altra era l'Etiopia.
o Abissinia, come veniva chiamata all'epoca. Con l'Abissinia invece il discorso era diverso. Perché? Innanzitutto perché confinava con quelle che erano le nostre due colonie all'epoca, Somalia ed Eritrea, e soprattutto c'era un precedente importante, un precedente che aveva messo in grave imbarazzo l'Italia post-unitaria di Crispi alla fine dell'Ottocento, cioè c'era stata la sconfitta di Adua. Cioè, per la prima volta un esercito regolare bianco di una nazione occidentale era stato sconfitto sul campo da un esercito di africani, sostanzialmente. E questa era stata sostanzialmente, quella era stata uno dei motivi che aveva portato al collasso di Crispi, e poi aveva portato una serie di evoluzioni che dopo qualche anno avrebbero portato al periodo giolittiano. Quindi c'era questa onta da riscattare. Infatti Mussolini, durante uno dei vari discorsi che disse subito prima della guerra, disse: con l'Abissinia abbiamo aspettato 40 anni, ora basta. E queste sono frasi che a un dittatore vanno bene, insomma, ci si può marciare per parecchio tempo. C'era stato anche un precedente che poteva rendere la cosa interessante, cioè la guerra con la Turchia nel 1811-12, dove sostanzialmente le truppe coloniali italiane avevano fatto un buon lavoro, le truppe italiane avevano fatto un buon lavoro. C'era stato anche lo sbarco nel Dodecanneso, che era stata una buona azione militare di sbarco navale, e quindi si pensava che questa avventura avrebbe potuto portare appunto dei benefici dal punto di vista economico e anche e soprattutto, almeno dal mio punto di vista, un'iniezione di consenso importante per un regime che andava verso una maturità ben consolidata. Certo. Allora, proseguiamo in questa direzione e vediamo il secondo contributo alla campagna di Etiopia. Vediamo come si svolge e soprattutto quali sono i vantaggi di noi italiani in questa avventura. Prego. La campagna d'Etiopia. Il 3 ottobre 1935 100.000 soldati italiani, con l'appoggio di aerei, artiglieri, mezzi corazzati e affiancati da un alto numero di truppe coloniali reclutate nelle colonie italiane, Eritrea, Somalia e Libia, sotto il comando del generale De Bono, iniziarono ad avanzare dall'Eritrea senza che ci fosse stata, da parte italiana, una formale dichiarazione di guerra. In contemporanea, dalla Somalia italiana avanzava un contingente agli ordini del generale Rodolfo Graziani. Haile Selassie, che aveva governato come reggente in Etiopia dal 1916, era stato incoronato imperatore solo nel 1930 e aveva avviato una politica di riforme nel paese con lo scopo di modernizzare lo Stato. Era un compito enorme. Quando il processo di formazione per uno Stato moderno stava iniziando a prendere corpo, iniziò la guerra e tutto fu bloccato. Anche l'accademia militare venne ridimensionata. Haile Selassie mobilitò 300.000 uomini armati per lo più con armi primitive, anche se riuscì a importare dall'Europa, prima che entrasse in vigore l'embargo decretato dalla Società delle Nazioni, circa 16.000 fucili, 600 mitragliatrici leggere e 500.000 di proiettili. Un armamento comunque non sufficiente per contrastare le forze militari italiane. Mussolini lavorò per creare un vuoto attorno all'Etiopia, ostacolando i canali di rifornimento, arrivando a comprare le partite di armi ordinate dal Negus. Solo la Germania, anche se non auspicava un crollo del fascismo, aveva tutto l'interesse a mantenere impegnata il più a lungo possibile l'Italia in Africa per allentare la sua pressione sull'Austria e sui paesi dell'Europa sudorientale, per cui non esitò a rifornire segretamente l'Etiopia di armi e munizioni. Le altre potenze europee non fornirono alcun sostegno concreto all'Etiopia. Di fronte ai mezzi più moderni delle forze italiane, gli abissini non riuscirono ad opporre nessuna resistenza. Il 5 ottobre le forze italiane entrano ad Adgrat e Adua, il 15 ad Aksum, vendicando la lontana sconfitta italiana del 1886. In contrasto con le scelte belliche di Mussolini, il maresciallo De Bono fu sostituito da Pietro Badoglio.
De Bono non era più in grado di seguire la linea mussoliniana che esigeva successi spettacolari, tali da tenere alto l'interesse dell'opinione pubblica italiana ed estera. Inoltre, De Bono era dovunque considerato l'uomo di Mussolini e del partito. Ogni suo insuccesso si sarebbe perciò ripercosso sul prestigio della dittatura. Il duce, invece, determinato alla vittoria, approvò e sollecitò l'invio e l'utilizzo in Etiopia di ogni arma disponibile e non esitò ad autorizzare il maresciallo Badoglio e il generale Rodolfo Graziani ad impiegare anche le armi chimiche. L'ingresso in scena di Badoglio diede un carattere nazionale alla guerra e, stimato com'era dagli ufficiali dell'esercito, infuse a tutti i livelli la fiducia che l'impulsivo De Bono non aveva saputo dare. Sul fronte somalo, Rodolfo Graziani avanzava, distrusse le forze di Ras Destà e aprendosi la strada verso Harar. Badoglio diperse tutte le armate del nord con la decisiva vittoria ai laghi Asanghi. Il 2 maggio 1936 l'imperatore Hailé Selassie abbandonava Addis Abeba per rifugiarsi a Gibuti, nella Somalia francese. Nel frattempo, squadre di operai italiani costruivano strade attraverso il difficile territorio dell'altopiano del Tigray. La guerra d'Etiopia risultò molto più dura del previsto e provocò sanguinosi combattimenti e migliaia di morti. In 7 mesi le truppe italiane avevano raggiunto il successo aiutati dalla superiorità tecnologica e dall'utilizzo dell'aviazione in particolare. Le truppe italiane entrarono ad Addis Abeba e il 9 maggio 1936 Benito Mussolini annunciava dal balcone di Piazza Venezia: il maresciallo Badoglio telegrafa oggi 5 maggio alle ore 16 alla testa delle truppe vittoriose sono entrato in Addis Abeba. Ecco, professor Zanella, ci racconta un attimo come andarono poi certi passaggi, ovvero se le truppe italiane ebbero così facilità nel prendere il territorio o ci furono delle tragedie, ci furono delle sconfitte. Prego. Vanno subito distinti gli ambiti di valutazione. Renzo De Felice definisce la campagna di Etiopia di Mussolini come il capolavoro politico del duce e sul piano della propaganda i risultati sono eccellenti. Sul piano della propaganda hanno coinvolto moltissimi giornali, moltissimi giornalisti, l'opinione pubblica che era fredda tutto sommato, non è che vedesse una grande attrattiva verso un territorio che veniva dipinto come l'Eldorado, il territorio naturale per un bisogno necessario di emigrazione e di lavoro, platino, diamanti, oro e petrolio, così erano rappresentate. Quindi sul piano della propaganda, proprio per la diretta responsabilità che Mussolini ebbe nella situazione, è definita appunto un successo. Sul piano invece della adesione al piano della realtà è invece costellata di molti fallimenti. In primis, erano state previste 3 divisioni, le portano a 10 fino ad arrivare a 25 divisioni militari per un totale di circa 600, dicono gli storici, dai 500 ai 650.000 uomini. C'erano moltissimi beni materiali sui porti che non si riuscivano a trasportare all'interno del territorio e gli osservatori stranieri ritengono che Mussolini in questo momento fosse un po' squilibrato per la quantità dei mezzi che aveva portato in Etiopia. Ma non c'era un'organizzazione di sbarco neanche dalle navi, le navi attraccavano fuori e non riuscivano a sbarcare, questo era il problema. Quindi ecco, sì, questa la difficoltà truppa anche soffriva di poco rifornimento, dall'altra parte il rifornimento stava sulle navi e non riuscivano a farle sbarcare, ecco. Quindi non c'era una preparazione. Non c'era una preparazione. Va detto anche un'altra cosa sul piano del momento, perché Mussolini sceglie a metà degli anni 30. Ci sono più di una ragione. Le mire sull'Etiopia ce le aveva anche il Giappone.
in primis, e in un qualche modo Mussolini temeva un cambio geopolitico delle alleanze che si stavano profilando in Europa con l'ascesa di Hitler al potere, per cui non sarebbe stato in grado, qualora Hitler avesse minacciato i confini del nord Italia, non sarebbe stato in grado a tenere diciamo un fronte a nord e anche il fronte in Etiopia. Poi va detto ancora un'altra cosa, che nel 1928 l'Italia aveva stretto un patto di amicizia con l'Etiopia. Sì. Nel 1923 l'Etiopia aveva aderito alla Società delle Nazioni e nel 1931 si era data anche la prima carta costituzionale. Quindi non è un popolo di cannibali, di schiavitù conclamata e di negri da sfruttare, come una certa propaganda ben orchestrata da Alberto Chiurco e Lidio anche Cipriani, uno sul piano del giornalismo, un altro sul piano invece culturale universitario, avevano strombazzato l'inferiorità di questo popolo per soggiogarlo e sottometterlo. Poi sul terreno che cosa accade? Accade che viene registrata una resistenza, non è che sia facile questa conquista, e da questo momento in poi, fin dall'inizio, è giusto ricordarlo che fin dall'inizio, come il filmato ha in parte accennato, fin dall'inizio Mussolini autorizza l'utilizzo dell'iprite attraverso gli aerei. Tra l'altro vengono portate delle prove documentate. Spieghiamo ai nostri telespettatori, è gas. Allora, l'iprite era un gas predisposto sulla calotta di alcuni aerei che veniva cosparso sui centri abitati o sui paesi e che generavano appunto queste irritazioni che portavano in poco tempo alla morte. Vengono fornite delle prove di questi attacchi dal cielo a Londra e l'ambasciata italiana a Londra li fa passare come attacchi di lebbra. E quindi la cosa viene in qualche maniera un po' seppellita, proprio perché non si poteva dare uno scandalo del genere. Ma quindi l'autorizzazione di Mussolini di queste armi, che furono sempre negate, ma erano state ben pianificate. Ricordiamo la polemica che c'è stata negli anni 90 fra Montanelli e Del Boca, che uno negava, perché Montanelli era stato in Etiopia e negava che non fossero mai stati utilizzati, salvo poi fare una missione di accettazione che purtroppo queste armi erano state utilizzate, e anche contro non solo i ribelli o una forma di resistenza, ma proprio contro la popolazione, i civili. Questo è una delle atrocità più assurde che sono state compiute. Ma al di là di questo, perché c'è anche questa proclamazione dell'impero del 9 maggio, ci saranno degli strascichi che nella resistenza fanno ancora di più imbestialire il viceré Graziani, il quale poi sarà altrettanto feroce in seguito a un attentato che aveva subito il 19 maggio del 1937. Ecco, lì è interessante vedere quale colpe l'esercito italiano in questo caso si assume la responsabilità. Però la Società delle Nazioni condanna l'Italia per avere ripristinato la schiavitù. Su questo va detto una cosa, che sempre sul piano dei preliminari dell'attacco Mussolini si era in qualche maniera giudicato una compiacenza, una benevolenza sia da parte dei francesi sia da parte degli inglesi. Laval, il ministro degli esteri francese, gli aveva detto che poteva permettersi questo tipo di conquista, e anche Anthony Handy per certi versi aveva autorizzato, perché era quasi naturale. È bene tenere presente la geografia, perché abbiamo i territori italiani a nord con l'Eritrea, i territori italiani a sud con la Somalia, l'Etiopia è nel mezzo. È naturale che sia l'Italia a gestire e anche ad amministrare queste forme di territori. Quindi Francia e Inghilterra, che erano poi i plenipotenziari dell'area, autorizzano tacitamente o in maniera surrettizia, non proprio così sfacciata, all'Italia questo tipo di conquista. Per quale motivo? È molto semplice, perché inglesi e francesi si erano già resi
resi conto che avrebbero potuto aver bisogno di Mussolini in Europa dopo l'ascesa appunto di Hitler al potere, quindi speravano in qualche maniera di blandirlo con queste concessioni. Sì, ma ricordiamo che i pozzi petroliferi di Mosul furono quasi regalati ai francesi. Mussolini aveva bisogno di soldi, quindi si è accontentato di una misera offerta che poi invece Mattei successivamente cercò di riappropriarsi, perché l'Italia dopo la guerra aveva bisogno di carburante e invece non riuscì a farlo, ma era per amicarsi i francesi e poter fare la guerra di Abissinia. Allora, in questo senso parleremo dopo la pubblicità. Il Papa che non voleva questa guerra, cioè parliamo di Pio XI. Prego.